Benvenute e benvenuti. Oggi parliamo di malattia di Lyme, qui in Italia. Forse ne abbiamo sentito parlare come qualcosa di raro, ma c'è uno studio recente, pubblicato su Frontiers nel 2023, che insomma ci dà un quadro un po' diverso. Sì, suggerisce una diffusione più ampia di quanto magari si pensi comunemente. Esatto, e oggi vogliamo proprio capire meglio dove si trova in Italia, come si manifesta e quali sono le sfide per monitorarla. Ci basiamo su quello studio, su fonti come il manuale MSD e altre note. Lo studio Frontiers è fondamentale, sì. Ha guardato i dati di 8 centri italiani dal 2010 al 2022. Ci dà una bella base per iniziare. Bene, allora partiamo dalla geografia. Dove sta la Lyme in Italia? Lo studio conta 1260 casi diagnosticati in quegli anni e la maggior parte, quasi 1100, sono al nord Italia. Soprattutto nord-est, lì i numeri sono alti, oltre 650 casi. Però non è solo un problema del nord, giusto? Ci sono quasi 100 casi al centro e una settantina tra sud e isole. Insomma, sembra esserci un po' ovunque, tranne la Basilicata, pare. Proprio così, e c'è una storia dietro. I primi casi italiani, parliamo di metà anni 80, sono stati segnalati in Liguria e Friuli Venezia Giulia. Ah, quindi non è una novità assoluta. No, affatto. E in Friuli poi hanno identificato il batterio più comune lì, la Borrelia afzelli. Poi, col tempo, si è vista anche altrove. Questi dati recenti, confermano questa idea di diffusione capillare. Capillare, sì. Certo, con frequenze diverse. E poi c'è la questione della sottostima, specialmente al centro-sud. Forse lì c'è meno consapevolezza, si pensa meno alla Lyme. E questo ci porta ai sintomi. Come la riconosciamo? Il segno più classico, quello della fase iniziale, è l'eritema migrante, l'EM. Esatto, lo studio l'ha trovato nel 75% dei casi, 3 su 4. È quella macchia rossa, no? Che compare dove c'è stata la puntura della zecca, spesso cosce, tronco, ascelle, e poi si allarga, a volte diventa più chiara al centro, il famoso aspetto a bersaglio. Proprio lei. Di solito non prude, non fa male, magari un po' calda al tatto, e poi sparisce da sola in qualche settimana. Quindi è fondamentale notarla. Assolutamente, perché se l'infezione non si cura subito con gli antibiotici, il batterio si diffonde, si entra nella fase precoce disseminata. E lì cosa succede? Possono comparire problemi neurologici, tipo meningiti, paralisi facciali, problemi cardiaci, dolori alle articolazioni un po' ovunque. E se si va ancora oltre, nella fase tardiva, si rischia l'artrite cronica, specie alle ginocchia, o problemi neurologici che restano. Però quel 75% mi fa pensare, significa che in un caso su 4 questo eritema non c'è o magari uno non se ne accorge. Esatto, e lì la diagnosi si complica parecchio. Diventa difficile, immagino. Diventa un puzzle. Devi mettere insieme i sintomi generali, febbre, stanchezza, dolori, chiedere se la persona è stata in zone a rischio, boschi, prati, e poi ci sono i test del sangue, per gli anticorpi. Che però hanno dei limiti, dicevi. Sì, perché all'inizio dell'infezione possono risultare negativi e poi gli anticorpi possono restare alti per anni anche dopo la guarigione. Insomma, non bastano da soli. Ci vuole il quadro clinico completo. Capisco. E per curarla? Cosa si fa? La cura c'è, sono gli antibiotici e funzionano bene a tutti gli stadi, ma è cruciale iniziare presto per evitare le complicazioni. Che tipo di antibiotici? Nelle fasi iniziali di solito per bocca, doxiciclina, amoxicillina, cefuroxime. Per le forme più gravi come le meningiti o certi problemi cardiaci si usa il ceftriaxone per via endovenosa. Ah, ok. È interessante che lo studio ha notato delle differenze tra regioni. Al nord usano più amoxicillina, mentre al centro e al sud più doxiciclina e anche più terapie endovenose. E come si spiega? Potrebbe essere un segnale forse di diagnosi un po' più tardive in quelle aree, o magari coinfezione. Difficile dirlo con certezza. E poi c'è da menzionare la sindrome post-trattamento, la PTLDS. Cos'è? Alcune persone, anche dopo aver eliminato l'infezione con gli antibiotici, continuano ad avere sintomi come stanchezza forte, dolori. È una condizione ancora un po' misteriosa. Certo, tutta questa complessità, la diffusione, le difficoltà di diagnosi, rendono ancora più importante capire quanto è grande il fenomeno. E qui entra in gioco la sorveglianza. Come siamo messi in Italia? Qui tocchiamo un punto, un po' dolente.
A livello europeo la Lyme sembra in aumento, ma ogni paese fa un po' a modo suo per monitorarla. E l'Italia? L'Italia è tra i paesi che non hanno un sistema di sorveglianza nazionale, pubblico, ben coordinato e definito. La responsabilità è regionale. Quindi ogni regione fa per sé. Esatta, con metodi di raccolta dati e notifica che sarebbe obbligatoria per i medici diversi. Il risultato è che abbiamo dati frammentati, non omogenei, e quasi certamente una sottostima dell'incidenza reale. Quindi non sappiamo davvero quanti casi ci sono. Non con precisione, no. Servirebbe un approccio nazionale e standardizzato per capire bene la diffusione, valutare il rischio e guidare la prevenzione e l'informazione alle persone. Quindi, per tirare le fila, la malattia di Lyme c'è, è diffusa in Italia e non solo nelle zone storiche del nord. Riconoscere l'eritema migrante è utile, ma non sempre c'è. La prevenzione delle punture e un trattamento rapido sono essenziali. Esattamente. E resta una domanda aperta, forse un po' provocatoria. Considerando questa variabilità nella sorveglianza e anche nella consapevolezza tra le regioni, quanti casi di Lyme ci sfuggono, specialmente in quelle aree considerate meno a rischio? Che impatto ha questa sottostima sulla salute pubblica e cosa servirebbe davvero per avere finalmente una visione completa e affidabile a livello nazionale?